Dal 10 al 19 luglio Chioggia torna la Sagra del Pesce, 87esima edizione, quindi ci avviciniamo ai 90 anni per una tradizione che racconta l'anima più vera di Chioggia, racconta una tradizione marinara, ma soprattutto mette al centro il prodotto locale. Quindi un invito a tutte le persone di passare e fare un giro a Chioggia nel rispetto della comunità locale e di tutti quelli che lavorano, naturalmente, a cui va il nostro ringraziamento, ma per passare un momento felice e conoscere anche nuove realtà, ma soprattutto nuovi prodotti. Un buon momento anche per portare a livello regionale, ma soprattutto nazionale e internazionali, le riflessioni sul mondo della pesca, sulle difficoltà che sta vivendo il mondo della pesca. Da Chioggia, che è una delle più importanti marinerie d'Italia, può partire questo messaggio di aiuto verso questo settore a tutte le istituzioni per fare in modo che questo settore sopravviva, ma soprattutto venga tramandato poi anche ai più giovani. Vi aspettiamo dal 10 al 19 luglio alla Sagra del Pesce, l'87esima edizione. Sarà una sagra incredibile e con forti numeri. L'anno scorso ricordiamo le 180.000 presenze, quest'anno puntiamo, e mi faccio un buona fortuna da sole alla città, puntiamo a superare questi numeri. Da 6 stand passiamo a 7 stand, tra l'altro ci sarà un'attenzione in più anche per i celiaci. Da una cicchetteria passiamo a 3 cicchetterie, ricordiamo anche i prodotti tipici nostri, le ostriche e i fasolari, quindi dovete assaggiarli. E il Corso del Popolo sarà per voi, quindi si aprirà il cuore della città a voi che ci verrete a trovare. Tutte le informazioni saranno disponibili su visitchioggia.com o sui social Sagra del Pesce di Chioggia. Li troverete, pagina ufficiale.